E andiamo quindi a parlare della legge della polarità, che forse è la legge chiave, diciamo, di tutte le sette leggi naturali. Perché è così importante? Innanzitutto veniamo dalla precedente legge del ritmo, dove dicevamo bisognava avere superato il demone della vergogna per esercitare la propria azione nel mondo e diventare eroi e compiere il proprio ciclo epico. E infatti è proprio il passaggio fra la ciclicità della nostra azione e il passaggio alla polarità, quindi dal ciclo tipico della musica a quello dell'ottava, anche questa tipica espressa in musica. L'ottava però è un passo in più perché consente alle opposizioni, alle polarità presenti nel nostro sistema di riconciliarsi, di integrarsi, ed è questo proprio la classica azione che compie il guaritore dentro di noi, cioè colui che accoglie e abbraccia le proprie ombre per svilupparle in qualcosa di luminoso. La quantità di viaggi che noi facciamo inferici per andare a abbracciare il nostro demone specifico consentirà di illuminare il sistema per grado, cioè tanti quanti viaggi faccio negli inferi, tanto più luminoso sarà il mio toroide, il mio sistema autosufficiente, perché sono viaggi che si reiterano per approfondire la conoscenza. E questa infatti, la polarità è espressa proprio nello schema del toroide che vi propongo. Vediamo questo 8 rovesciato, che tra l'altro è un simbolo che ritroviamo addirittura in alcuni artisti iniziati. Vi rimando alla legge dell'ottava e alla sua scuola di Michele Proclamato. Ed è ovviamente il simbolo per eccellenza di questa mela, che probabilmente fu la vera mela che donò Eva a Adamo, in quanto la donna ha un accoglimento, una visione della propria parte inferica, della propria ombra, più attenta che non l'uomo, in quanto l'uomo ha la caratteristica di esprimersi verso l'esterno, mentre l'ombra si accoglie all'interno. E quindi questa mela si illumina sempre più e diventa quella unità psicofisica inscindibile fatta di materia, energia e informazione, quell'informazione che in questo toroide sale e scende come in un ascensore lungo i nostri centri energetici. Quindi in questa cultura dell'abbracciamento si dice abbracciamento? Sì, l'abbracciamento dei demoni, dobbiamo un attimo rispolverare in quella nostra famosa tabella quali sono i demoni con cui noi, diciamo, abbiamo a che fare per tutta la vita, per assurgere al nostro stato di homo integro, di sovrani di noi stessi. I demoni sono sette, si vanno a annidare proprio lì dove noi siamo non accordati, scordati come uno strumento, e sono la paura, la colpa, la vergogna, il dolore, la bugia, l'illusione e l'attaccamento. Questa è, diciamo, la parte in ombra che, se vista, può essere trasformata in sette cosiddetti angeli. La paura può essere trasformata nell'esistere, nella consapevolezza dell'esistere, la colpa nella facoltà del sentire, la vergogna nella facoltà dell'agire, il dolore nella facoltà dell'amare, la bugia nella facoltà del comunicare, l'illusione nella facoltà del vedere e l'attaccamento nella facoltà del conoscere. Quindi questa cultura di Eva, di questa Eva primigenia, fu ovviamente tramandata nei secoli proprio dentro le scuole iniziatiche esoteriche. Infatti la polarità è trattata ampiamente nel mito storico. Pensiamo
che originariamente, quando i nostri calendari forse seguivano più la natura che non qualche reset voluto dai poteri forti, si seguiva appunto questo ciclo continuo che era tipico della luna, no? Poi abbiamo questa luna piena o plenilunio che si associava appunto alla madre, a una divinità materna piena, pregna. Abbiamo poi il novilunio, che è quello della luna nera, che si associava invece alla strega, cioè all'assenza della luna. Come vedete è una tripartizione divina legata ai processi creativi e mestruali della donna, che era prevalentemente al femminile, perché probabilmente lei la produsse. Perché la donna preistorica produceva cultura, figuratevi che inventò l'arte figulina, cioè l'arte di tornire la ceramica, i calendari delle semine, e il calendario proprio nacque da un calendario, i nostri calendari nacquero da un calendario mestruale, che chiamavano gli archeologi bastoni del comando. In realtà erano delle ossa o dei bastoni intaccati, con 13 tacche, tante quante erano appunto i mesi, tanti quanti erano i mesi lunari. Allora, questa trilogia, diciamo, al femminile serve proprio a capire questo viaggio che si fa dal plenilunio al novilunio costantemente tutti i mesi, e che diventa un simbolo proprio della discesa e della ascesa spirituale dell'uomo. Allora, cosa accade? Possiamo distinguere, diciamo, quattro grossi blocchi culturali che al loro interno continuano a ereditare questa forma preistorica culturale, ma trasformandola sempre più a seconda di quanto il patriarcato sia entrato, diciamo, a pie pari in quella cultura originariamente matriarcale. In questo vorrei fare una piccola digressione prima di continuare a illustrarvi questi quattro blocchi, che sono appunto la cultura mesopotamica, quella egitta, la cultura greco-romana, quella minoica e quella giudaico-cristiana. Qual è la digressione che voglio fare? Io credo che il moderno diciamo dibattito che si sta avendo su questa parola patriarcato sia un po', diciamo, distorto, perché io non sono femminista, ma ho riconosciuto, soprattutto attraverso gli studi storici, che da un certo momento la cultura matriarcale esistente, prevalentemente paritaria, è stata sostituita lentamente da un patriarcato, perché subentrarono altri tipi di esigenze, cioè quelle di accumulare un surplus economico a cui si doveva riconoscere un padrone, e di riconoscere i figli, poiché a loro dovevano essere ereditati i beni. Quindi io penso che il patriarcato sussista, è sussistito in passato, continua a sussistere, e lo vediamo in alcune forme, diciamo, culturali particolarmente non aperte, diciamo, alla figura del femminile. Ma non voglio, diciamo, entrare troppo a fondo all'analisi di quanto succede, quanto è successo e quanto succede. Io credo che l'accanimento contro la parola patriarcato sia giusto solo quando questa parola voglia essere strumentalizzata per femminilizzare l'uomo. Ma la parola patriarcato non deve essere cancellata sulle bocche delle donne che parlano dei propri diritti, perché altrimenti rischieremmo una inversione culturale, una regressione culturale notevolissima. A chi mi dice che il patriarcato a tutt'oggi non esiste, che è una fantasia, rispondo con quello che mi ha raccontato una cara amica ultimamente sulla storia della mitica Franca Florio, che è un personaggio femminile della Sicilia di rilevanza. La Franca Florio era una bravissima pittrice, ma non poteva firmare i suoi dipinti perché le donne che dipingevano erano considerate delle poco di buono.
Ecco, dobbiamo fare questa distinzione. L'analisi che io porto del recupero del concetto, diciamo, femminile del tempo, del concetto femminile dell'abbracciare, essere capaci di abbracciare le proprie ombre, non ha niente a che fare con quel patriarcato che vuole essere attaccato perché così si propongono delle ideologie gender molto più facilmente. Femminilizzo l'uomo, lo deresponsabilizzo di quello del poco che gli è rimasto, così che esso stesso possa scegliere apparentemente verso molteplici variabili. Ritorno quindi su quei blocchi culturali di cui vi parlavo. Allora, il primo blocco è quello della cultura mesopotamica. Questo trittico, originariamente preistorico e femminile della madre, della vergine e della strega, vengono assorbiti con delle figure adesso proprio di divinità. Abbiamo Inanna, che è la madre, è appunto il plenilunio, e Rexigal, scusate le pronunce, non so se è effettivamente corretto, che è invece la strega, che è il novilunio, e Ninsubar. Ninsubar è una sacerdotessa che suona il tamburo. Ecco che il ritmo è appunto lo strumento principale per accordarsi alla legge naturale in questo special modo proprio per salire di gradino fino alla legge di polarità. Cioè io compio dei gesti ritmicamente, ma adesso quel ritmo mi consente a mantenere una centratura nonostante io vado a cogliere il demone, vado a sciogliere il demone, vado a fare la mia personale discesa degli inferi. Cosa fa? Inanna a un certo punto decide di indagare questi inferi, scende a trovare la sorella Erexigal, la strega, che lì rischia la vita, e dice all'ancella Ninsubar, la vergine: per favore suona il tamburo se ti dovessi accorgere che tra 3 giorni io non torno. Ed ecco che quello che avviene è che effettivamente l'ancella suonerà il tamburo e Inanna potrà risalire in superficie. E questo è il centro originale del mito, ma poi in cultura mesopotamica, man mano che entra, diciamo, questo influsso patriarcale. Sappiamo che furono i Kurgan a portarlo dall'Oriente, questo popolo a cavallo che adorava il dio della tempesta, che portò il patriarcato. Questo trittico si modifica. Inanna rimane in cima alla vetta, diciamo, ma poi abbiamo una figura molto più edulcorata della strega, perché probabilmente era quella che si doveva destituire prima di tutte, proprio perché incarnava il concetto dell'ombra, e viene appunto sostituita da Gestianna. All'altro capo del trittico c'è Dumuzi. Perché cosa accade? Quando Inanna risale dagli inferi, trova Dumuzi che vuole soppiantarla. È proprio il mito che narra di questo grande reset sul piano del genere che è avvenuto. Non è un'illusione storica, non è una menzogna, è testimoniata. E quindi cosa fa Gestianna, che è la sorella di Dumuzi? Per placare l'ira di Inanna, che si sentì destituita, si offre di scendere negli inferi al posto del fratello e affrancare il fratello così dalla punizione della dea. Ma andiamo quindi a indagare come questa triade viene assorbita dentro la cultura egizia. In questo caso parliamo di Iside, sempre a capo della piramide, che è femminile, è una donna. Abbiamo Osiride, il suo compagno, e accanto al compagno Sette, quindi abbiamo 2 figure maschili sulle precedenti 3 femminili che saturavano l'insieme. Allora, Osiride si ritrova a combattere con Set, cioè il fratello dell'ombra, quindi ricalca il mito originario modificandolo un po'. Si dice che poi Osiride verrà smembrato e sarà Iside stessa, con questa peculiarità tutta femminile di ricomporre, sanare, guarire, curare, che ricucirà proprio i brandelli del corpo di Osiride, restituendogli integrità. Ma passiamo ancora alla cultura greco-romana. Originariamente abbiamo questa triade ben espressa in tutto lo splendore solo femmineo, cioè questa Anat originaria, Medusa,
è Atena. Anat era una dea dell'acqua, Medusa della pietra e Atena invece dell'aria. Ehm, Medusa è colei che incarna la divinità della strega, quindi colei che con lo sguardo riesce a pietrificare e pietrifica soprattutto il sangue, che è proprio alla base della nascita di questo mito al femminile, le emozioni, le muovere, tutto ciò che muove, la pietrificazione. Ma come queste tre allegre commarelle vengono integrate man mano che ci addentriamo nella cultura romana e che questa avanza nel tempo. Sicuramente il mito che è stato più favorevole alla sicilianità è stato quello di Demetra ad Ecore. Perché favorevole? Favorevole perché legato ai cicli di cultura del grano. Demetra, quindi questa Demetra, la madre della terra, eh, si ritroverà a pattuire con Ade, che gli aveva rapito Core, la figlia, di lasciarla ritornare per 6 mesi l'anno in superficie, che è esattamente il momento in cui il grano ricresce. Quindi in questa fase storica Core, che è una donna, viene associata all'idea di crescita, un po' come Santa Crescenza, per esempio. Mi ricordo qui vicino a San Vito Lo Capo, dove abito io, si rinviene un'altra triade, che ci sono poi delle triade locali, che sono quelle di San Vito, Modesto, il suo precettore, e Crescenzia. Questa Crescenzia è proprio una specie di traslitterazione di quella core arcaica che faceva crescere il grano. La Crescenzia o Crescenti, per esempio, localmente è una parola che viene usata per indicare il lievito, per far lievitare il pane. Ma questa Demetra poi in epoca storica potrà essere sicuramente associata alla nostra Sant'Anna, e Core a Maria, cioè è ancora uno schema mitico in cui noi riusciamo a rintracciare il rapporto filiale tra la madre e la figlia, in questo caso fra Sant'Anna e Maria, che poi diventerà il centro, diciamo, del culto cristiano. Andiamo avanti, sempre in epoca dentro la cultura greco-romana. Stavolta abbiamo uno scalzamento totale della divinità femminile a favore di Zeus, che è un dio uomo. Infatti Zeus sarà colui che farà sempre soffrire Era per i suoi tradimenti e che darà addirittura alla luce una figlia senza bisogno del corpo della donna, perché Atena, la figlia di Zeus, uscirà direttamente dall'elmo di Zeus, quindi dalla testa di Zeus. Cosa vuol dire? Una figlia della parte razionale, da cui si incarnerà la saggezza. Ma andiamo ancora avanti, vediamo come subentrano sempre più figure maschili. Un'altra triade è sicuramente quella di Apollo, Pitone e Gea, che è la triade che ritroviamo nel tempio di Apollo a Delfi, del famoso epiteto conosci te stesso. Apollo quindi assurge a divinità importante solare. Abbiamo un Pitone che è un serpente che viene collocato dove originariamente era la strega, quindi o l'Erexigal o la Medusa o l'Ade, cioè colui che l'ha detto, diciamo, a scendere negli inferi. In secondo piano avremo Gea, che originariamente era colei a cui si intestava il tempio di Apollo a Delfi, ma che verrà proprio soppiantata da Apollo. E poi abbiamo la cultura minoica. Come questa triade si ritrova? Nell'associazione Crono era Zeus. Crono, quindi un dio più oscuro di quanto non potesse essere Zeus o un Apollo, perché è proprio il dio che mangia, la divinità che mangia i suoi figli. Allora
Crono, Era e Zeus, in questo momento della cultura minoica, sono la storia e il mito che raccontano come Zeus fu salvato da Era, lasciando che le ancelle suonassero i tamburi, ancora una volta, quindi il ritmo come strumento di allineamento con le leggi naturali, e fu Zeus a impedire che Crono, quindi concettualmente, mangiasse i suoi figli. Quindi l'esempio di una introduzione in un altro momento temporale e coscienziale della storia. E infine l'eredità ultima, sempre per ordine cronologico, è quella giudaico, della cultura giudaico-cristiana. A parte l'esempio che facevo prima, contraendo Demetra Core e Ade con Crescenza, San Vito e Modesto, vediamo che l'eredità più ovvia di questa triade è nella composizione Gesù, Giuseppe e Maria, dove Gesù assurge a diciamo vertice di questa piramide, Giuseppe diventa il gigio, il bastone col gigio intorno, il bastone aggigliato si dice infatti in siciliano per dire fiorito, e quindi sostituisce quello che originariamente era core, cioè la figura che faceva crescere, e Maria, che è assolutamente una divinità legata al concetto della dea madre, perché del plenilunio. E infine la destituzione totale, diciamo, del femminile e l'entrata in epoca patriarcale si stabilisce con questa composizione invece, che è quella del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Quindi abbiamo assistito a una destituzione del femminile sacro, e quindi a una destituzione di quella parte intuitiva ed empatica della conoscenza interiore che adesso ci ritroviamo mancante. Dicevamo come diciamo, l'utilizzo della polarità significa impossessarsi di questa mela di Eva ed essere capace, avere il coraggio eroico, perché ne è il presupposto fondamentale, di scendere negli inferi. Per fare cosa? Per fare introspezione, per acquisire di sé una forma di rispetto, quello che Mark Passio associa appunto etimologicamente alla parola respectra, cioè riguardare dentro. Questa facoltà, ripeto, porta a maggior grado di luminosità nel sistema. E mi piace adesso passare il testimone alla nostra amica Pina, che in siciliano ci racconterà come vede questi demoni della paura, della colpa, della vergogna, del dolore, della bugia, dell'illusione, dell'attaccamento. E siccome capisco che il nostro campo sta diventando più ampio che non la stretta provincia e che magari tanti non potrebbero capire Pina, la inviterò ad accompagnarsi dalla nostra traduttrice. Ho sbagliato, traduttrice universale, che si chiama Farla Franca, no, finzione giuridica no, Franca Farla. Un ringraziamento speciale a lei e a tutta la compagnia. Lo scandalo è un diavolo orbo. Che danno ti fa se c'è un comando? E no, non c'è vero. E volere magari una cato a ghire. Insieme a che magari ti scordi. Ma come ti chiami? Dici la magica di desilusio scanta mai lasciata di conosci perciò figliuzzo bello così la cacciare, ricendo tuo nome e ci boti a gridare. A nome gridato, lo scanto scantato, da un momento se ne ha foiuto. E all'uso posto, ci apparsi giovatura. Capi tutti scantati, ha diventato la cura. Sta cura non era fatta di ricchezze, ma non paro di Skype. Con tutto la lazza, a dire casi, ognuno vuole camanare, chi stu? È il primo diavolo.
che va a licenziare. La colpa. Sto diavolo ci piace assai i parrini, soprattutto dentro le confessioni, perché un putello di fare all'amore ci appaiono tutti come peccatori. A me mi pare fraintendimento perché a femmina o mascolo sono un portento. Soli tu parti da un cristiano solo, se da un cristiano è o punto matoro. Se la femmina piglia o mascolo, d'una, a così fa il cuore se c'è l'amore, ma pure i pensieri può generare se io un tonta testa tu le fa praticare. Se non sparti, riparti, rientra di te, non fa più danno con la tua tia. Porti il rispetto alle generazioni e tratti con amore vicini e lontani. E tagliano dall'occhi il tuo amato sposo, questi occhi da lì, purissiti e da suso. Sto diavolo intese si chiama Preogna. Si attacca alle peddi come la peggio rogna. Capella palla diventa rabbioso, come il cane raggiato sotto a Santo Vito. Se tu t'ammucci non dici la tua, vergogna allora è la tua malattia. Ti do una scusa che è meglio tagliare e della tua vita niente ti fa fare. Così per sprattarla se ti fa di padrona, poi ti portai la meglio armatura. Perché a sto giro ci vuole a Durlindana come all'eroe di pupa siciliana. Se già si vergogna quando non si a casa, mostraccio fierro, lo straccio a difesa. E se da risponde che t'avevi avvisato, dice che non fu chiaro sto comunicato. Chi sto ti insegna a chiudere i porti, a riconoscere i buoni e i torti, che i cetti veiacchi non fanno pittia. Salute di Orlando e della compagnia. Chi sto è lo diavolo delle diavolone dei prezzi, che ci dese lacrime a tutti i marunnuzzi, tenendoci a Gesuzzo lontano lontano, come sfregio primo, grave e soprano. Già tutti sti diavoli, dotabbe tampetto, s'assetta giusto, se fa pure largo, specie se tu ti senti abbandonato come se domunno ti cariore in capo. Ma dopo tempesta, si inchia un bicchiere, vuoi vedere che il cuore torna a cantare a reri. Il cuore è un tamburo che non si ferma mai, astuta le lagne e guarisce le guai, ed un dottore davvero speciale che insegna la vita e lo perdonare, ma pure so che è un rispetto per tia e levarci mano a una poco fissaria. A Monsignoria. Sto diavolo venne con la camisa e tu la spugliare come chi razzisa, perché non è vero che non si possono contare. Io le quadrai a faccia di Monsignori. A Monsignoria è come una sigaretta. A te non ti fa male e intanto sta qua. Perché se una cosa è triste per tutti, se è musica per tutte le orecchie, perché a dire vero già si rientra all'uomo. O vero è la chiave per lo mondo intero, lo vero è un artista con tante punseggio, ti pitta palori con pinne, racetto. L'abbaglio. A sto diavolo ci piace pigliare per fissa. Mettili rare che non c'è chiarezza. Donne un cristiano come un picciriddo, pa aggiustare c'ha vista, c'ha tuppano un occhio. L'abbaglio è come una convenzione, fa dire lo scecco, ma sogno Napoleone. Puro, se la gente se fotte in risate e a camminare i due piglia bastonate. Così, per levarci ristocchio sto tappo,
una maga ci venne in sonno a stu scecco. Ci annuncia la morte di Napoleone e ci dici diventa uomo a 3 generazioni. Lo scecco si accomincia a raggiare, vedendo se fa a ciallaberare per fare l'uomo a scelto a mampignare cominciamo a bere a chi potremo a fare e nuovo gesto scecco spiegato ci facemmo augurio visto che ho stupato e cincemo la mano a sta maga valente perché uomo addiventa certamente Ancoscienza è l'ultimo demonio. È una catena che ti vuole attaccato. Ti tiene spartuto di lo creato perché per granni è che fu pensato. Ma se stu pensato a te t'appartieni, questo pensato tu rompe catene. E a sto demonio ci rompe le corna. Fatelo conto, che lo conto torna. È un conto d'un arvolo bello forzuto, d'un frutto rusciro, un ciuro sprecato, pronto magari per dare una mano a qualche rono che è ancora incatenato. La paura è un diavolo cieco. Sarebbe dannoso lasciarlo comandare poiché non vede e vuol mostrarti la strada che conduce a non riconoscerti più. Dici la magica del desilusio scantambata. Dice la madre che lo spavento porta sulla cattiva strada e dice che c'è un modo con cui lo puoi cacciare ripetendo il tuo nome 3 volte, gridando. Lo scanto è scantato. Dopodiché la paura impaurita scappa in un solo momento e dal suo posto appare un tesoro che diventa la cura per tutti gli spaventati. Sta cura. Questa cura non era fatta di ricchezze, ma di un paio di scarpe con tutti i lacci, perché se nella vita vuoi camminare, questo è il primo diavolo che devi allontanare. La colpa. La colpa. Questo diavolo ci piace assai le parrini. Questo diavolo piace molto ai preti, soprattutto ai confessori, perché non potendo fare l'amore tutti gli appaiono come peccatori. Ma è chiaro che sia un equivoco, poiché il maschile e il femminile sono portentosi, sono le due parti di una sola persona se la persona è al punto matura. Se la donna prende e il maschio dà, così fa il cuore se c'è l'amore e anche il pensiero può ben generare se insieme in testa tu li fai incontrare. Se ti accorgi di loro dentro di te, non fai più danno a chi ti è vicino, porti rispetto ai giovani, ai prossimi e agli anziani e guardando negli occhi il tuo innamorato ci vedi anche il cielo stellato. Sto diavolo olandese si chiama Vergogna. Ho sentito che questo diavolo si chiama vergogna. Si attacca alla pelle come fosse rogna, che per toglierla diventi rabbioso come i cani arrabbiati ai piedi di Santo Vito. Se ti nascondi e non dici la tua, vergogna allora è la tua malattia. Ti dà la scusa che è meglio osservare soltanto e nulla a concludere vai seguitando.
Quindi per sfrattarla, se ti fa da padrona, oggi ti ho portato la migliore armatura, perché a questo giro ci vuole la spada, come ai tempi dei pupi siciliani. Se già si vergogna quando non si è a casa. Se entra la vergogna quando non sei a casa, mostra il metallo, mostra la difesa. E se lei ti risponde che ti aveva avvisato, dille che non è stato chiaro nel comunicarlo. Questo ti insegna a chiudere le porte, riconoscere i buoni e i cattivi e riconoscere certi vigliacchi che non fanno per te. Saluti da Orlando e dalla compagnia. Ah! Il dolore. Il dolore. Questo è lo diavolo delle diavolone dei prezzi. Questo è il diavolo dei diavolacci di Prizzi, che fece piangere tutte le madonnine, tenendogli Gesù lontano lontano come affronto più grave che c'è. Questi diavoli. Tra tutti questi diavoli lui abita nel cuore, dove trova posto e vi si siede specialmente dopo qualche lutto per cui ti senti solo e distrutto. Tempesta. Sì. Ma dopo la tempesta si riempie il bicchiere. Vuoi vedere che il cuore torna nuovamente a cantare? Il cuore è un tamburo che non si ferma mai. Spegne il lamento e guarisce i guai. Il cuore è un medico veramente speciale che insegna la vita e il perdonare, ma l'amor proprio soprattutto è che ti fa abbandonare quel che non serve. A Monsignoria. La bugia. Questo diavolo pare nato in camicia e tu devi spogliarlo come quelli della Zisa, perché non è vero che non si possono contare. Io li ho contati alla faccia dei bugiardi. La bugia è come una sigaretta. A te non danneggia, ma intanto ti ammazza, perché se qualcosa nuoce, nuoce a tutti. Se invece è una buona musica, lo è per tutte le orecchie. Solo se non menti entri dentro l'uomo. La verità è la chiave per tutto il mondo. La verità è un artista con tanto di pennello, dipinge parole con piuma d'uccello. L'abbaglio. L'illusione. Il diavolo ci piace pigliare per fissa. A questo diavolo piace prendere in giro, gli piace stare dove non c'è chiarezza, con uomini che fanno come ai bambini e gli correggono la vista tappandogli un occhio. L'abbaglio è come una convenzione. L'illusione è come una convinzione, fa dire all'asino sono Napoleone. Anche se la gente assai lo deride, e camminando lui prende un sacco di bastonate. Allora, per togliergli questo tappo dall'occhio, la maga andò in sogno a questo asino, ricordandogli che Napoleone è morto, ma che lui sarà un uomo in 3 generazioni. Se comincia a ragliare. L'asino si sveglia e comincia a ragliare, si specchia il muso sull'acqua e dice: per fare l'uomo, certo, devo impegnarmi, dovrò cominciare a lavorarci. Noi a questo asino risvegliato facciamo tutti gli auguri per questo occhio stappato. Stringiamo la mano a questa maga valente perché costui diventerà certamente un uomo. Incoscienza è l'ultimo demonio. L'incoscienza è l'ultimo demonio. È una catena che ti vuole attaccato, che ti tiene separato dal creato, perché davvero grande è stato pensato.
Ma se questo pensiero a te appartiene, con questo pensiero rompi le tue catene e a questo demonio prendi per le corna. Fallo conto. Torna. Fatti il conto che il conto torna. È un conto di un albero bello forzuto. Questo è il racconto di un albero ben forzuto, di un frutto dolce, di un fiore fiorito, pronto così a dare una mano a qualcuno che ancora è incatenato.